La Dolomitica non è facile da organizzare, è un percorso molto lungo, ricordiamo i passi sono 20, i comuni da contattare e da attraversare sono molti, le province, le regioni e quest'anno abbiamo avuto patrocinio della regione del Veneto e della provincia di Treviso, oltre che naturalmente dal comune di Vittorio Veneto e da Gianluca Posocco, il vice sindaco, che per noi è un riferimento della crescita di questa cittadina. È stata dura, ma le soddisfazioni sono tante, abbiamo ricevuto un sacco di complimenti, ma abbiamo fatto solo il nostro dovere. Per noi è stata una edizione record, abbiamo avuto 100 partecipanti, quindi un numero importante considerando la difficoltà delle nostre corse. Avevamo 3 percorsi, uno di 180 km, quasi 4.000 metri di dislivello, uno da 380 km con quasi 10.000 metri di dislivello, quindi più dell'Everest per far capire in termini di altitudine. E l'Ultra Cycling Dolomitica che ha visto quasi 50 partecipanti con i suoi 690 km e oltre 17.000 metri di dislivello, quindi stiamo parlando di 2 volte l'Everest da scalare. Com'è andata la gara? Bene, più dura di quello che pensavo ma anche più bella di quello che pensavo, quindi molto bene, molto soddisfatto. Era la prima volta che venivi qui all'Ultra Cycling? Era la prima gara di Ultra Cycling della mia vita, quindi sono partito col botto, però va bene, no, bello, la rifarò sicuramente, è un mondo che mi piace molto, quindi bene. Non me l'aspettavo sinceramente, però mi sentivo bene, ho corso bene, la gamba girava e mi sono divertito. Gara diversa dal solito, un'intensità bassa, però l'ho apprezzato. E da vittoriese vincere a Vittorio Veneto è un'emozione particolare. Ah sì, ho sempre desiderato cominciare una gara da Vittorio, questa è anche finita a Vittorio Veneto e quindi veramente bello arrivare al traguardo in Piazza del Popolo, bellissimo. È un'emozione bellissima perché ogni volta che la fai è sempre un'esperienza diversa, un'emozione diversa e io la trovo una corsa affascinante perché si corre di notte e vedi proprio hai delle prospettive diverse, ecco. È stata durissima, una gara davvero tosta. La cosa bella è che anche se ti trovi a fare delle salite davvero impegnative e dopo magari 30 o 40 ore inizi a essere parecchio cotto, il panorama che hai intorno e le meraviglie che hai intorno ti aiutano ad andare avanti. Molto bello, interessante e soprattutto una prova anche sulle proprie aspettative, ecco. Una cosa da valorizzare è, secondo me, più persone che si dedicano allo sport, più anche valorizzi a livello sociale la società, quindi il modo di vivere, il stile di vita.